Bentrovati cari amici, bentrovati all'ascolto e alla visione della terza pagina della cultura delle emittenti che svolgono attività di informazione al territorio. Le realtà forse le più attendibili che informano puntualmente su quello che succede quotidianamente nelle nostre città e nei nostri paesi. E quella che state vedendo ed ascoltando è una produzione del mezzo che dà spazio, visibilità, se così si può dire, ai protagonisti locali anche della politica, senza distinzioni di sorta e senza forse, certamente, le realtà più bistrattate oggi, le più in difficoltà, a causa di una burocrazia che detta le regole senza considerare diritti acquisiti, inviolabili in uno Stato di diritto, e ancora meno il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione. Informare è un diritto, non solo un dovere, è protetto dall'articolo 21 della Costituzione. Nessuno si rende conto che le aziende locali che informano il territorio stanno svolgendo un servizio pubblico e proprio per questo hanno tutto il diritto al sostegno pubblico, non di essere messi in difficoltà come lo sono in questo momento. Detto quello che è doveroso dire, passiamo al fare informazione, la quale ha dato alla cultura per importanza la pagina numero 3. Ditemi se non è meritata da artisti come la pianista Anna Barutti, considerata ad esempio in Corea alla stregua di una divinità della musica, per non parlare di suo fratello, e lo dico sempre, e mi fa anche molto piacere dirlo, a detta dei suoi colleghi, tra i massimi violoncellisti italiani. In questa occasione, nel 250 anniversario dalla nascita di Beethoven, ci hanno fatto conoscere appunto di questo grande autore un paio di brani a dir poco sontuosi. Inizierà Anna con la sonata per pianoforte numero 23 in fa minore, opera 57, l'Appassionata, brano che è stato considerato a lungo e per motivi non solo squisitamente musicali il capolavoro più rappresentativo del periodo eroico di Ludwig van Beethoven. Era, e lo è ancora, il culmine tragico di un trittico aperto dalle sonate Patetica e Al chiaro di luna, e appunto l'Appassionata poteva vantarsi d'essere stata la sonata preferita da Beethoven, almeno fino alla composizione della sonata in si bemolle maggiore per pianoforte opera 106, composta in un periodo poco lieto della vita di Beethoven per le sue cattive condizioni di salute e le difficoltà finanziarie. Questa sonata, che è senza dubbio fra le opere maggiori, porta l'impronta della volontarietà e del dolore. Seguirà la sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in sol minore, opera 5. La sonata in sol minore presenta rispetto alla sorella in fa maggiore caratteri di maggiore interesse. Il violoncello non è ancora del tutto fuori dall'antico ruolo di basso continuo rispetto al pianoforte, che domina la composizione nel ruolo eminentemente espressivo, e non vi è dubbio che abbia maggior peso virtuosistico. Ma è anche evidente che in questo secondo lavoro, con il duo violoncello-pianoforte, Beethoven dia prova di aver progredito nell'interpretazione cameristica, instaurando tra i due strumenti sempre maggiore dialogo, sfruttando proprio l'indiscutibile espressività del violoncello. Il bis lo lasciamo presentare ai nostri due fantastici protagonisti, appunto Anna e Giuseppe Barutti. Buon ascolto.
pianoforte ed è un largo bellissimo, mi fa piacere.
Ebbene sì, una terza pagina a dir poco sontuosa. Merito di due grandi protagonisti, Anna e Giuseppe Barutti, ma merito anche di questi editori, di questo vostro editore che vi ha portato, che vi ha permesso di avere il senso di che cosa sia la vera cultura. Grazie e alle prossime.